lei dice nulla da obiettare sul Festival Internazionale del Folklore, ma dov'è la sagra? Ma la sagra non esiste da anni. Lo scorso anno hanno collaborato i signori del consorzio, però di fatto l'amministrazione ormai la sagra l'ha bella abbandonata da tempo. Una cosa è la sagra del mandorlo, una cosa è il Festival del Folklore. Infatti i titoli sono diversi, uno è 69esimo, uno è 59esimo. Ma dico poi il problema non è questo. Oggi abbiamo noi la CGL, Filcam CGL, che emana un comunicato stampa dove dice che già i primi albergatori hanno effettuato i loro licenziamenti. Cioè, cosa abbiamo fatto con questa sagra? Andiamo a spendere 130.000 euro e forse più, ma per cosa? Per chi? Per quale obiettivo? Per non perdere una sagra non è più la sagra, per non perdere un festival del folklore che a questo punto se dura un mese, e lo dice la stessa organizzazione, già ci sono le prime notizie, sabato la presenteranno ufficialmente, che senso ha fare un mese come se fosse l'estate lunga un anno, la sagra lunga un mese? Ma per cosa? Per cosa dobbiamo fare una sagra lunga un mese se poi il Festival Internazionale del Folklore durerà 3 giorni? Allora tanto vale la lasciavamo a febbraio. Con questo modo di organizzazione stiamo distruggendo l'ultima cosa che c'era da distruggere, anche la sagra. O si faceva, e si faceva nelle giornate prestabilite da una storica data. Che senso ha? Cosa stiamo facendo? Abbiamo cacciato via la settimana perandelliana che portava ad Agrigento 1300 pernottamenti, 1300 pernottamenti certi, a spese non sicuramente né del parco né del comune. Poi vorrei, e oggi chiudiamo con cosa? Quanti pernottamenti porterà questa sagra? Se già ci sono gli albergatori che si lamentano, le prime disdette che iniziano ad arrivare agli albergatori, ne ho vista pubblicata una poco fa. Signori miei, ad Agrigento abbiamo raggiunto l'assurdo. Io personalmente non l'avrei organizzata perché i soldi li avrei investiti sul parco, sulla viabilità, perché sono servizi al turista. Il servizio al turista non è la sagra del mandorlo. Parliamo tanto di io organizzo la sagra con i soldi del parco archeologico. Ma perché si dice questo alla gente? Perché si prendono queste scuse? Il parco archeologico ha il dovere di versarli nelle casse comunali, poi perché il comune li reinvesta in lavori che producano sul turismo. Ma così ci prendiamo in giro tra di noi. Viene esautorato l'assessore al settore e viene nominato consulente per la sagra un consigliere comunale. Nulla da eccepire, è un collega. Però dico, l'assessore nel frattempo in questo mese percepirà comunque il dovuto da parte del comune. Purtroppo Agrigento ha bisogno di una cosa essenziale: programmazione, che poi ti porta sicuramente all'amministrazione.